col presidente di bacino, signor Ballardi, parliamo di ecotrappole, poi avremo anche una descrizione tecnica. Sì, l'abbandono dei rifiuti è sicuramente una piaga dolente del nostro territorio. Siamo quelli che in Italia fanno la maggior raccolta differenziata, siamo stati premiati quest'anno da Legambiente come consorzio riciclone e questo ci rende orgogliosi. Però l'abbandono dei rifiuti purtroppo, vediamo lungo le strade, è una piaga, come dicevo prima, dolente. Proprio per riuscire a togliere ancora questi, che non sono tantissimi, questi rifiuti abbandonati lungo le strade, ma soprattutto lungo i fiumi, lungo il Piave, ce ne sono parecchi, abbiamo deciso di ricorrere a dei mezzi, diciamo così, anche forti e abbiamo acquistato diverse fototrappole che sono nient'altro che delle cineprese che verranno messe in luoghi che non si possono chiaramente dire, conoscere o quant'altro, ma che sicuramente in 2 o 3 per comune già abbiamo iniziato ad installarle e queste qua sia di giorno che di notte riprendono con un sensore di movimento, non è che funzionano sempre, solo in presenza di persone iniziano a riprendere e poi i dati vengono gestiti dalla polizia locale assieme ai carabinieri e quindi verranno sanzionate le persone che abbandonano rifiuti. Buongiorno a tutti quanti. Questa è la fototrappola che è lo strumento che stiamo principalmente utilizzando adesso per rilevare gli ecofurbi. Questi dispositivi vengono piazzati nei posti che ormai sono stati acquisiti dalla nostra attività come luoghi critici, per cui vengono mimetizzati e tramite un sensore di movimento che vi avranno già spiegato prima registrano il movimento e identificano la persona o il mezzo che questo utilizza per compiere l'abbandono o comunque un conferimento irregolare. Questi dati vengono gestiti dalla polizia locale e dai carabinieri che di fatto poi si occupano della sanzione che possono essere anche molto pesanti e in base al tipo di rifiuto abbandonato addirittura non possono neanche più essere considerate delle infrazioni amministrative da sanzionare, bensì entrare addirittura nel reato penale. Pensate ad esempio agli abbandoni di batterie che perdono gli acidi, che richiedono poi una bonifica del suolo, per dire episodi di questa entità qua.